Buongiorno, sempre in diretta con Focus TG, le notizie da tutte le nostre province, e, purtroppo dobbiamo partire nuovamente dai furti nelle abitazioni. Non c'è giorno senza un furto in un'abitazione. In questo caso è diventato una rapina con addirittura il pestaggio del proprietario, è stato anche ferito con delle coltellate. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, è stata davvero una tremenda aggressione ai danni di Claudio Vettorazzo, che abita a Cassola. Ci troviamo in via Papa Giovanni XXIII, accanto a me il fratello di Claudio Vettorazzo, Giovanni, che è stato tra le primissime persone ad accorrere in suo aiuto. È successo di sera, appunto attorno alle 10 di sabato sera. Claudio Vettorazzo stava rincasando e si trovava da solo nell'abitazione. Aveva almeno dai primi racconti, aveva cercato di aprire le finestre proprio per arieggiare l'abitazione, dato anche il gran caldo, quando scendendo nel seminterrato si è trovato davanti un individuo armato di cacciavite. Ha cercato subito di disarmarlo, c'è stata una colluttazione. In quel momento si è accorto che c'era una seconda persona presente armata. Adesso non si è capito se di un coltello o di un coccio di bottiglia. Fatto sta che l'uomo Vettorazzo è riuscito a mandar via, spingere via l'uomo armato di cacciavite, ma è stato proprio questo che l'ha colpito alla testa in maniera davvero violenta. Una profonda ferita, l'uomo ha cominciato a sanguinare, i due sono riusciti a scappare e tra l'altro Vettorazzo li ha inseguiti. Si è trovato davanti una macchina in mezzo alla strada, ha provato a fermarla, ma si è reso conto che al volante di quell'auto c'era il terzo complice dei due malviventi che li stava attendendo. I due infatti sono saliti subito a bordo e sono scappati verso est, verso Marini. Lei, signor Giovanni, è stato tra i primi a soccorrere il fratello. Che scena si è trovato davanti? Mi sono trovato che quando sono uscito che ho sentito aiuto, sono messo un po' i pantaloni e sono uscito subito e me lo sono trovato davanti tutto sanguinante, a petto nudo, solo in mutande, sangue dappertutto, e l'ho riaccompagnato a casa. Dopo la moglie ha chiamato i primi soccorsi, ambulanza e carabinieri, sono arrivati abbastanza in fretta e dopo quello che mi ha raccontato lui più o meno è quello che ha detto lei. Dopo non so cosa dire, perché tanta paura, certo, perché bene era di là, la paura c'era, anche perché non so se è possibile aprire 10 minuti le finestre e ti trovi dentro uno. Dove erano? Non lo so. Sì, tra l'altro sono riusciti ad asportare diversi mulini in oro, giusto? Io quello che ho visto c'erano le due camere, erano già sopra, hanno tirato fuori tutti gli ori, lasciato le scatolette e dopo per fortuna non hanno fatto tempo a scendere a vedere cosa c'era. Certo è che è stato coraggioso suo fratello, che non ci ha pensato due volte, li ha aggrediti, li ha affrontati. Sì, li ha affrontati sulla scala, se l'è trovato davanti o scappi o lo affronti, però non sapeva che ce n'era un altro sopra, perché quello era sceso, l'altro stava ancora sopra e se l'è trovato alle spalle allora. E sono riusciti a scappare dalla finestra di una camera? Sono usciti, avevano già preparato il balcone aperto della finestra della camera e da là hanno saltato il poggiolo e sono usciti e scappati. Certo è che pare che proprio in quella stessa sera altre 2 abitazioni siano state colpite dai malviventi. Cresce la preoccupazione per voi? Questo è certo, perché in questo modo non è il sistema di vivere, perché non puoi neanche più casa tua aprire una finestra, perché un po' d'aria bisogna farla passare naturalmente. Non so cosa dire. Adesso il signor Vettorazzo, Claudio Vettorazzo, è stato ricoverato in ospedale, è rimasto in osservazione una notte intera, è stato dimesso. Come sta oggi Claudio? Oggi sta abbastanza, prima stava meglio, perché pareva subito una cosa da niente, invece l'hanno dimesso ieri in mattinata alla fine. Che era seria la cosa? Sì, ha dovuto dare parecchi punti. Perché sulla testa, con tutto il sangue che c'era sangue dappertutto, anche dentro casa.
Direttore, è una storia che davvero sta preoccupando e non poco i residenti qui a Cassola. In realtà sono vicende che sconvolgono le persone, perché abbiamo sentito, ecco, proprio anche dal nostro ospite, non si può essere più sicuri nemmeno in casa propria. Per il momento da Cassola, direttore, tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e Andrea Benetti per la parte tecnica. Non facciamo altro che parlare di episodi analoghi. Sentite questa: mentre sposi ed invitati stavano festeggiando le nozze all'interno di un noto ristorante di Oderzo, i ladri hanno svaligiato nel parcheggio la macchina degli sposi, probabilmente pensando di trovare le classiche buste con i soldi in contanti regalati alla coppia. I ladri hanno rubato 2 zaini, 2 marsupi, portafogli, anche un vestito e dei mazzi di chiavi, e visto l'esiguo valore della refurtiva e l'assenza delle famose buste, potrebbe essere che il bottino sia stato gettato in qualche fossato della zona. Siamo in via Maggiore di Piavon. L'appello via social degli amici della coppia a chiunque dovesse ritrovare gli oggetti rubati per riconsegnarli agli sposi. È un territorio, il nostro, infestato da ladri, da rapinatori, da truffatori, e ci sono anche molte armi in giro, in circolazione, ed è entrato per esempio armato di fucile in 2 locali pubblici di Vicenza un uomo. È successo a Vicenza, vi dicevo. In casa sua sono stati trovati fucili, munizioni e armi. È stato arrestato a Schio grazie all'impiego congiunto degli uomini della squadra mobile e della Digos. Trovato con un arsenale in casa e strumenti atti ad offendere, un cittadino di nazionalità rumena è stato arrestato dalla squadra mobile di Vicenza. L'indagine è iniziata in serata dopo che era arrivata la segnalazione da 2 esercizi pubblici in Viale San Lazzaro che riferivano dell'irruzione di un uomo a volto coperto che, imbracciando un fucile, aveva minacciato i clienti seminando il panico per poi fuggire su un'auto. I poliziotti sono riusciti ad individuare la direzione di marcia dell'auto, ritrovandola all'interno di un cortile di un'abitazione a Schio. Trovata la dimora del sospettato, è scattato così il blitz. Entrati da una porta finestra aperta, lo hanno immobilizzato. La perquisizione ha portato alla scoperta di 8 fucili da caccia, tra cui doppiette ed un semiautomatico, per i quali sono in corso accertamenti per risalire alla loro provenienza. Sono state sequestrate munizioni, 2 accette, una mazza da baseball, un coltello, una bomboletta di spray al peperoncino, un passamontagna e diversi attrezzi atti allo scasso. Appoggiati ad una sedia anche gli indumenti che risulterebbero corrispondenti a quelli utilizzati durante l'irruzione nei 2 locali pubblici di Vicenza. L'uomo è stato così arrestato con l'accusa di detenzione e porto illegale di armi e munizioni, ricettazione, procurato all'arma in concorso e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La polizia sospetta il coinvolgimento di un complice, per cui sono ancora in corso indagini serrate. A ringraziare i poliziotti per l'intervento lampo il plauso del sindaco Possamai. Un episodio grave, inaccettabile, ma l'intervento della polizia sottolinea come davvero da parte delle forze dell'ordine ci sia la massima presenza, pur in condizioni difficilissime di carenza d'organico, per cui a loro va il nostro grazie. Servizio di Luisa Bertini. Oggi in regia ci sono Edoardo Paris e Andrea Basso. Vediamo titoli della stampa locale. Vediamo, questa è la prima pagina del Gazzettino. Bombola per il barbecue, esplode nel garage, la casa sventrata. Dario Vazzoler muore a 65 anni per lo scoppio, è stato sbalzato per 20 metri e su questa tragedia abbiamo il servizio del nostro Federico De Ros, della nostra redazione di Udine. A te Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è una giornata di lutto, di dolore e di tanti interrogativi per la comunità di Teglio Veneto. Ci troviamo all'esterno dell'abitazione in via Viola, dove nella mattinata di ieri intorno alle 9 si è verificata questa devastante esplosione. Immagini che parlano davvero da sole. A perdere la vita il 65enne Dario Vazzoler, ex bancario e molto conosciuto
lungo tutto il territorio. Poco fa, prima di venire in diretta, abbiamo parlato con molti vicini che erano vicini proprio alla stessa famiglia, chiusi nel dolore e sotto shock, segnati da questa esplosione devastante di ieri mattina, che si è sentita a diversi chilometri di distanza. Un'esplosione partita proprio dalla bombola di gas, come potete vedere dalle immagini, casa completamente distrutta, ci sono arredi, divani, svariati mobili fuoriusciti all'interno dell'abitazione e una villetta davvero spaccata in due. Vi facciamo vedere anche la recinzione dove il corpo del 65enne è stato proiettato, da quanto abbiamo appreso sul posto. Secondo una prima ricostruzione che è ancora al vaglio però degli investigatori, l'esplosione si sarebbe verificata, sarebbe stata innescata proprio da una scintilla partita dall'interruttore che aziona la porta basculante del garage. Una potenza devastante, tanto da far crollare proprio i muri, come state vedere di cinta dello stesso edificio. L'impatto, lo scoppio è stato davvero devastante, non ha lasciato scampo al 65enne che si trovava proprio nei pressi del garage dove si trovava la bombola di gas al momento dell'esplosione. A dare l'allarme è stata la moglie, che fortunatamente si trovava nel piano superiore dall'altro lato, dove la villetta non è stata toccata. Presenti sul posto questa mattina abbiamo parlato da lontano con la stessa moglie, visibilmente scossa, che ha perso il marito e i due figli presenti, che stavano cercando in qualche modo di riordinare i pezzi, i detriti che erano fuoriusciti dal giardino della propria abitazione. Potete immaginare l'impatto devastante dall'esplosione. Ieri lungo la careggiata c'erano tantissimi detriti. Se possiamo inquadrare anche tramite le immagini di Michele Zanetti, lì del cancello si vedono ancora dei pezzi appunto della villetta. Sul posto si sono precipitati tempestivamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Portogruaro, al quale sono affidate proprio le indagini, e si sta andando in queste ore verso l'ipotesi di un tragico incidente. Sul posto ieri scosso, abbiamo parlato prima anche proprio con i vicini, che ci hanno segnalato la presenza anche del sindaco di Teglio Veneto, Oscar Ciccutto, in lacrime e molto scosso per questa tragedia che mi rimarrà impressa davvero per molto tempo, per anni, in tutta la comunità. Come avevamo detto, una persona molto conosciuta, ex bancario, e solamente il fatto, la casualità, quell'istante in cui il 65enne si trovava nel suo garage, questa scintilla, e subito poco dopo qualche secondo questa esplosione violentissima che non gli ha lasciato scampo. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera. Una notizia però che ha devastato e ha scosso davvero tutta la comunità, con gli stessi vicini chiusi nel dolore, perché avevano un ottimo rapporto con la stessa famiglia e mai si sarebbero aspettati proprio di fronte a casa loro una scena davvero apocalittica, con una casa completamente distrutta e una persona che purtroppo è deceduta e ben voluta da tutte le persone che abbiamo sentito questa mattina. Da Teglio Veneto è tutto, a te in studio. Grazie Federico De Rosa con l'operatore Michele Zanette. E l'attentato incendiario di Enego, un fatto gravissimo commentato anche dalla Premier Meloni. Nel mirino il cronista Adriano Cappellari, un giovane cronista che aveva scritto un articolo in solidarietà a Don Patriciello, il parroco anti-Camorra. L'attentatore ha lasciato anche una lettera con minacce rivolte alla stessa Meloni. Vediamo.
Attentato incendiario e lettera di minacce davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista di Enego, già oggetto in passato di minacce per la sua vicinanza a Don Patriciello, parroco di Caivano, nel mirino della camorra. Cappellari era appena rientrato a casa poco dopo le 23:15. Tempo di entrare ed aprire la porta, a 5 minuti neanche, e ho sentito un'esplosione fortissima proveniente dall'esterno. E la casa si è illuminata anche all'interno di arancione delle fiamme, del fuoco. No? Allora sono uscito subito, c'era un odore fortissimo di benzina, le fiamme erano altissime e i miei vicini crollavano. L'intervento tempestivo dei vicini di casa ha consentito di spegnere le fiamme prima che si estendessero al resto dell'abitazione. Subito sono state avvertite le forze dell'ordine. Nelle immagini della telecamera di videosorveglianza si vede una persona che prima appoggia una lettera contenente minacce al cronista, a Don Patriciello e alla Premier Meloni. E poi va a posizionare questo ordigno che poco dopo viene acceso ed esploso davanti al cancello di casa. Un fatto inquietante che sembra collegarsi alle ripetute minacce ricevute dal parroco anticamorra. Cappellari però non si capacita del perché, come del collegamento con il sacerdote che era venuto ad Enego nel 2024 e con la Premier Meloni. Io ho fatto un articolo per l'uomo di Patriciello per solidarietà, anche ricollegandomi all'evento di Enego, e quindi io non mi sono mai occupato di criminalità organizzata, di articoli di mafia o altro, no? Perché io sono un cronista dell'altopiano, quindi il mio comune di Enego. Io escludo che ci siano realtà di mafia o di criminalità organizzate che siano dietro a questi gesti. Per me possono essere più persone locali a cui dà fastidio che io scrivo sul giornale dell'altopiano. Insomma. Vastissimo l'eco dell'attentato, con moltissimi attestati di condanna dei fatti e solidarietà giunti al giornalista in queste ore dalle più alte cariche, a partire dalla Premier Meloni. Solidarietà anche dall'ordine e dal sindacato dei giornalisti del Veneto. E la solidarietà che c'è stata unanime anche delle forze governative è stata molto, apprezzo molto, perché non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, insomma, ecco. Servizio di Marta Marangona. Adesso sentiamo cosa ha detto il sindaco di Enego su questa gravissima vicenda. Ancora colpiti e sbigottiti per quanto accaduto stanotte nella casa del nostro Adriano Cappellari, un bravissimo giovane che si è sempre dato da fare all'interno della comunità, le Proloco, il tavolo della legalità, molteplici le iniziative che è riuscito a portare avanti seppur la sua giovane età. Sbigottiti ancora anche per quanto riguarda i danni arrecati alle case di terzi, ma soprattutto la paura di Adriano e della sua famiglia. Un gesto deplorevole che dobbiamo condannare come comunità, ma anche a livelli più alti della nostra comunità. Un gesto che ci porta ancora coi piedi per terra quanto difficile sia dire la verità e soprattutto combattere per quello che si crede sia giusto. E quante persone ignoranti e ignobili ci sono al mondo che cercano di zittire chi è libero. Torniamo in diretta a Cassola da Vanessa Banzato ed Andrea Benetti, perché vedo Vanessa Banzato in compagnia dell'imprenditore ferito dai rapinatori. A te Vanessa. Eccoci qua di nuovo, direttore da Cassola, assieme a noi Claudio Vettorazzo, che porta ancora evidenti i segni delle ferite di quella tremenda rapina di sabato sera. Intanto come sta? Insomma, adesso sto anche abbastanza bene, penso che sia normalissimo per chiunque accada queste cose di avere dentro di me una paura di affrontare anche la mia abitazione adesso, perché sono entrato anche ieri sera per prendere due cose, per andare, spostarmi per un po' di giorni via da casa, e quando entro, all'inizio ero assieme a un'altra persona e sono andato dentro un po' tranquillo, l'altra persona è andata via, sono entrato da solo e mi sembrava di ritrovarmi quelle persone, quella più che altro la prima, perché la seconda un po' diverso, davanti ancora. Però è una cosa questo che devo vincere, fa parte della vita. Il resto non saprei neanche cosa dire. Dove hai trovato la forza per affrontare la persona, lo sconosciuto che si è trovato davanti? La forza ti viene forse in un secondo di attimo, perché non ci pensi
non rifletti, vedi solo che casa tua, dopo una vita lavorativa da parte mia e da parte dei miei genitori, vedere delle persone che entrano in casa senza motivo, senza niente, trovartelo davanti, una situazione me lo sono trovato io su un giroscale dove ero come in gabbia, l'ho affrontato subito senza pensare a cosa o come. È stato la mia forza, mi ha dato questo. Io sono una persona, non mi definisco cattiva, neanche buona, una persona normale, però sarei un po' scattoso da questo lato. Là mi è scattato quello che doveva scattare e non so se lo rifarei sì o no, però penso di sì, perché sono cose che queste la gente deve capire che bisogna tentare di farle, però sai che metti a rischio la tua vita. Lei ha rischiato grosso, infatti. Lo so, mi sono reso conto quando col primo è stato un po' un conflitto un po' così e così, quando che la seconda mi ha detto ti uccido, e là ho solo pensato di scappare, ma giù non potevo, sono andato verso l'alto, verso il piano della casa superiore, primo piano terra, e là per fortuna sono riuscito a fuggire prendendo i 2 colpi in testa e sono fuggito fuori strada come una tigre che aprono la gabbia, un animale selvatico che viene liberato. Però penso che chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto io quando devi fuggire. Là dopo ho capito che se invece di prendermi sopra la testa 2 tagli, va bene, profondi, punti, questo, mi prendono un occhio, lo perdi, mi prendono un po' più basso, resti là per terra dissanguato e ti trovano forse il giorno dopo, quando magari qualcuno ti cerca, perché era anche domenica, il giorno dopo non vai a lavorare circa e via. Senta, lei ha detto non so se lo rifarei. Però ci sono stati anche altri episodi proprio in questa via, altre abitazioni che sono state prese di mira. Sì, hanno preso di mira prima della mia sicuramente, la mia è stata l'ultima, altre 3 abitazioni di gente qua del mio paese. Una è andata male perché non sono riusciti a entrare, gli altri 2 sono entrati. I carabinieri cosa le hanno detto intanto? I carabinieri anche loro possono dire cosa, non fanno quello che la legge gli permette di fare, perché anche loro cosa possono fare? Però sono già sulle tracce, loro hanno già capito di chi potrebbe trattarsi. Sì, sicuramente hanno già degli indizi dove arrivare, che dopo magari non ci arriveranno mai, perché questi personaggi, fenomeni, animali, come che li vuoi definire, delinquenti, si spostano per quando che vedono che dopo su una zona hanno fatto un po' terra battuta e sono... Sì. Ormai si sono smascherati. Si spostano dove che dopo però avranno un percorso anche di là, perché la legge questo meno male fa, è abbastanza... Ecco, il direttore mi chiede, si sa se erano, di che nazionalità erano, nel senso hanno parlato, si è capito? Le uniche parole, uno ti ammazzo e io nel mio dialetto veneto te copo bastardo, questo dicevo, figlio di Evanti, l'altro invece ha detto ti uccido, quello però fai fatica in quei momenti là a capire, anche perché sono istanti che può essere 5 minuti, ma per me è stato un istante. Lei è riuscito anche a togliere il passamontagna a uno di loro, lo riconoscerebbe? No, fatica perché in quell'istante mi ha buttato a terra dopo, e là dopo fai fatica, anche perché forse la tua vista, la tua mente, la persona stessa va un po' anche perché io ero tranquillissimo perché stavo andando a fare la mia doccia dopo 11-12 ore di lavoro, ero stanco, andavo a fare la mia doccia per andare a riposare, chiuso.
Erano alti, cioè fisicamente? Un po' alti, sì, fisicamente dopo più di tanto non ho visto. Il problema è quando parlo per me che parto davanti posso trovarmi anche un elefante forse, perché là quando parti chiuso. Dopo logico l'errore che forse ho fatto o no, questo non lo so, questo non lo posso, ho deciso così a quell'istante. Le prime parole che gli ho detto sono state: che cazzo vuoi qua? Gli ho detto proprio così, e là dopo sono partito, nel senso, perché io non mi avrei mai aspettato nella mia vita di trovarmi un elemento così dentro alle 11:30, alle 23:30, quando che uno ha finito la giornata, è stanco, trovartelo davanti così come un... Adesso insomma, direttore, è ben chiaro, ecco, anche lo spirito di Claudio Vettorazzo, la paura di Claudio Vettorazzo e l'adrenalina che sta scendendo davvero dopo quei momenti di altissima tensione e terrore. Vedremo, adesso i carabinieri stanno eseguendo tutte le indagini, c'è questa Volvo grigia su cui 3 sarebbero scappati, su cui senz'altro stanno cercando di fare le verifiche e gli accertamenti i militari per riuscire a risalire a questa banda che abbiamo sentito anche poco fa, abbiamo detto anche poco fa, ha davvero colpito altre abitazioni lungo la stessa via. Da Cassola, direttore, se non hai altre domande io ti cederei nuovamente la linea. Grazie, voglio solo dare la solidarietà da parte nostra al signor Vettorazzo e fargli i complimenti per il coraggio, perché togliere il passamontagna a un bandito e reagire ai banditi armati vuol dire rischiare la vita. Grazie Vanessa, grazie anche Andrea Benetti. Ecco il direttore appunto. Grazie. Torniamo in studio in diretta, adesso andiamo a Vicenza, perché anche a Vicenza ci sono problemi di ordine pubblico con risse e aggressioni, però ci sono i vigili di quartiere che stanno impegnandosi in particolare per collaborare con cittadini e commercianti. Andiamo da Luisa Bertini e da Simone Squarcina, nostro operatore. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche ai nostri ospiti, il comandante della Polizia Locale di Vicenza Massimo Parolin e l'assessore Matteo Tosetto, perché vigili di quartiere ci sono già, ma viene ritarato un sistema in modo tale che siano presenti così la mattina, così come il pomeriggio, in tutti i quartieri, quindi una presenza diciamo capillare che copra tutto il territorio settimanalmente. Sentiamo il comandante come ci descrive questa taratura nuova. Beh, diciamo allora che la vigilanza del quartiere è partita ancora e decollata con questa amministrazione. Noi garantiamo settimanalmente a rotazione la presenza degli agenti di quartiere in tutti i quartieri della città. È chiaramente un lavoro, un work in progress che va modificato, tarato, integrato sempre successivamente in modo da implementare ore di servizio sempre in misura maggiore. Certo che si vorrebbe arrivare alla cosiddetta fidelizzazione, cioè praticamente a garantire sempre il medesimo agente e sempre nello stesso quartiere. Questo è un obiettivo in futuro che ci si prefiggerà. Nel frattempo cerchiamo sempre di migliorare il nostro servizio, la prossimità col cittadino, che è fondamentale per noi, ma soprattutto anche con l'aggancio ora con i consigli di quartiere ci permette anche di andare a verificare quelle segnalazioni, quelle comunicazioni che lo stesso consiglio di quartiere ci trasmette. Quindi avremo un controllo aggiunto, che è quello richiesto dal cittadino sulla strada, ma anche da quello del consiglio di quartiere, che ci sollecita determinate situazioni. Ecco, vigili di quartiere che fungono da deterrente ma anche da presenza visibile sul territorio, perché molto spesso i cittadini chiedono proprio questo, una presenza di riferimento sul territorio. Certamente sì, l'agente di quartiere viene allocato e viene distribuito evidentemente nei luoghi di maggiore afflusso cittadino, dove c'è aggregazione urbana, quindi supermercati, vicini ai supermercati appunto, oppure chiese, scuole, parchi, dove la gente vive il quartiere. Ecco, noi cerchiamo di assicurare la presenza ivi.
Ecco, invece io chiederei all'assessore anche relativamente alle novità sul controllo di vicinato da tarare con i vari quartieri, come funzionerà? Fin dall'inizio della nostra amministrazione abbiamo puntato molto sulla partecipazione attiva dei cittadini, con l'istituzione appunto e la valorizzazione del servizio dell'agente di polizia locale nel quartiere ne è un obiettivo, ma soprattutto anche quella della promozione di ulteriori gruppi di vicinato. Il controllo di vicinato è uno strumento che sta funzionando da diversi anni, però ce ne sono pochi, quindi l'istituzione di ulteriori gruppi, ma soprattutto l'opportunità poi di poter far sedere all'interno del consiglio di quartiere un coordinatore referente di tutti i vari gruppi, perché l'obiettivo è quello di avvicinare il cittadino un po' a tutte le problematiche, cercare di discutere insieme con loro quelle che sono un po' le esigenze di ogni singolo quartiere, tant'è vero appunto che i consigli di quartiere hanno questo come principale obiettivo. Ecco, l'avete sentito, sicurezza su più fronti, dalla visibilità sul territorio al coinvolgimento dei quartieri. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Vanessa Banzato e Simone Scorcina, Vanessa Banzato, Luisa Bertini, chiedo scusa Luisa Bertini e Simone Scorcina. Adesso andiamo invece a Treviso da Marta Marangon, perché non cessa di creare apprensioni il fenomeno delle baby gang e dei Maranza, risse, aggressioni, una ragazza molestata. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, a te e ai telespettatori che ci seguono da casa. Sì, non c'è pace in zona rossa dopo un fine settimana che è stato davvero molto difficile. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato proprio qui, siamo in Riviera Margherita, all'altezza dell'incrocio con via Tommaso da Modena, una delle zone più belle anche della città di Treviso. Sono molti i turisti anche quest'oggi, in questa giornata di ponte del 2 giugno, che frequentano e passeggiano lungo la riviera, dove appunto proprio l'altro giorno una ragazza che aveva portato a spasso il cane è stata circondata da un gruppo piuttosto numeroso di giovani che l'hanno molestata. Dalle parole della mamma della giovane sentiamo quindi esattamente che cosa è successo. Mia figlia tra le 19:45 e le 20 stava portando a passeggio il cane in riviera. All'altezza di via Tommaso da Modena è stata avvicinata da questo gruppo, saranno stati 8-10 di personaggi non italiani, visibilmente alterati, tutti con bottiglie di alcolici, birra in mano, e hanno cominciato a fare apprezzamenti poco gradevoli. A parlare e a raccontare quello che è accaduto alla figlia 27enne è una residente di via Roma, toccata in prima persona dall'escalation di violenza registrata negli ultimi giorni tra la stazione Ponte San Martino e Corso del Popolo. La ragazza ha cercato di ignorare il gruppetto, che si è fatto a quel punto ancora più minaccioso. Per fortuna passava questo ragazzo residente in zona che ha capito il momento di paura e di difficoltà di mia figlia. Ha fatto finta di conoscerla, si è messo a parlare e l'ha gradatamente allontanata dal gruppo finché è riuscita a ritornare a casa, diciamo senza portare conseguenze, se non lo spavento enorme e la consapevolezza che adesso diventa veramente rischioso anche scendere durante il giorno semplicemente per portare fuori il cane o per uscire di casa. E questo francamente è intollerabile. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri e segnalato via email a sindaco e polizia locale. La giovane sta fisicamente bene, ma emotivamente è molto scossa. La madre parla di situazione ormai degenerata. In questo momento bisogna cercare di intervenire immediatamente, perché non è più gestibile. In qualsiasi ora del giorno ci sono risse. Nel 2025, continua, l'istituzione della zona rossa aveva dato risultati concreti, ora non più. Rispetto all'istituzione della zona rossa lo scorso anno, dove si era visto assolutamente un miglioramento, quest'anno onestamente non sembra neanche di essere in zona rossa. Venerdì, nella stessa serata della scazzottata in Corso del Popolo, in via Roma altri disordini al pub, con i residenti dei condomini intorno esasperati da urla e schiamazzi e il titolare costretto a chiamare più volte le forze dell'ordine. C'era un gruppo
gruppo di marocchini, mi è stato detto, che hanno attaccato briga con un gruppo di turisti tedeschi venendo alle mani, e questi erano talmente terrorizzati che non volevano neppure alzarsi dal pub per raggiungere l'albergo per paura di essere poi aggrediti. Un quadro che fa infine dire alla mamma della ragazza accerchiata dal branco: bisogna veramente che la situazione venga presa in mano, che ci siano dei presidi fissi e che ci sia un controllo costante durante tutto l'arco della giornata. Non possiamo lasciare che la zona degeneri così. So che non è l'unica, so che è ovunque, però noi abitiamo qua e non possiamo tollerare più. Situazione zona rossa che scadrà il 6 di giugno e ancora non si sa se verrà rinnovata o meno, quali misure verranno decise dalle autorità per fronteggiare la situazione. Durissimo il sindaco di Treviso Mario Conte in vista del Comitato Ordine e Sicurezza che si terrà in prefettura mercoledì. Sentiamo. Mercoledì c'è in programma il Comitato Ordine e Sicurezza e chiederò innanzitutto di confermare la presenza dell'istituzione della zona rossa. Ho annullato tutti i miei impegni anche perché voglio essere presente in prima persona per ribadire la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel nostro territorio, soprattutto in quei quadranti che hanno evidenziato maggiori criticità. Quindi non ci sono più giustificazioni. Giustificazioni finite, ognuno si prenda la propria responsabilità. Di fronte ai continui episodi di intemperanza, se non aperta violenza, che da giorni si verificano tra la stazione e Piazza Borsa, il sindaco Mario Conte lancia un messaggio forte e chiaro: così non va, la pressione sui soggetti che continuano a provocare disordini va aumentata. Negli ultimi giorni ci sono stati questi episodi che quindi ci hanno fatto fare un passo indietro rispetto alla sicurezza della nostra città, cosa che non è assolutamente tollerabile. Già in questi giorni telefonicamente ho sollecitato prefetto e questore di incrementare i controlli. Io ho disposto una presenza importante da parte della nostra polizia locale, però è altrettanto vero che serve una reazione da parte delle forze dell'ordine. Ed è questa la posizione che Conte intende portare mercoledì in prefettura al tavolo del comitato provinciale. Il sindaco allarga poi il ragionamento: la sicurezza, a cominciare da quella urbana, è diventata un problema nazionale ed è lo Stato a doversene fare carico. La prima cosa da fare è incrementare gli organici delle forze dell'ordine, la seconda cosa da fare è assolutamente agire da un punto di vista normativo. È troppo evidente che coloro che commettono e continuano a commettere questi reati alla fine non pagano mai il conto, non finiscono in galera e ce li ritroviamo sempre in mezzo ai piedi. Serve una reazione forte da parte del Paese e quindi sarà mia cura, non tanto come sindaco di Treviso, ma soprattutto come presidente ANCI, di sollecitare anche il ministro Piantedosi e tutto il governo affinché si prenda per mano una legge che possa garantire la sicurezza dei nostri territori e possa anche certificare l'ottimo lavoro che le forze dell'ordine svolgono nonostante siano palesemente sotto organico. Ecco direttore, intanto ci ha raggiunto Abdallah Khesraji, volto storico della comunità italo-marocchina di Treviso, referente, presidente della cooperativa Hilal, del festival italo-marocchino, che proprio in questi giorni, il 13 di giugno, ha organizzato una manifestazione, una festa possiamo dire, rivolta soprattutto appunto alla comunità di stranieri, alla comunità marocchina, con tanti giovani, proprio perché c'è da fare un grosso lavoro sui giovani. Ovviamente noi con questa possibilità di avere questo evento saremo anche in grado di orientare con un grande psicologo marocchino che verrà dal Marocco per poter dare buoni consigli ai ragazzi, soprattutto dopo episodi di Modena, episodi di Via Roma. Non vorremmo esprimere come comunità in questo modo, nel senso che noi viviamo qui ormai da 40 anni
e vorremmo dare alla comunità quel spazio che merita. Dopo tanti anni le persone lavorano, sono integrati, quindi questi giovani devono essere responsabili e soprattutto devono essere una buona rappresentanza per la comunità. Ecco Khezragi, c'è qualcuno che l'ha già definito l'evento anti-Maranza, perché molto spesso protagonisti di questi episodi che si verificano anche qui, anche in questa zona rossa, sono proprio i cosiddetti Maranza, questi ragazzi di seconda generazione. No, ma ovvio che sarà un evento anti-Maranza, nel senso che chi viene da noi non deve essere un delinquente, non deve essere un ragazzo fuori binari, quindi per noi è importante sottolineare questo. Quindi questi ragazzi che sono dei delinquenti non ci rappresentano per niente e devono assolutamente essere responsabili per i loro atti. Quindi Treviso è una città in cui noi viviamo, ci ha dato molto, la rispettiamo la loro, la bellezza di Treviso, e quindi noi siamo molto incavolati per quelle che si comportano male. Ecco, quindi potete dare anche voi un grosso aiuto nel lavoro che si sta facendo, che le autorità stanno facendo, anche intervenendo con i ragazzi e anche con le famiglie di questi ragazzi. Sì, noi siamo disponibili, abbiamo sempre dato la nostra disponibilità sia alle istituzioni sia alla forza dell'ordine e siamo veramente disponibili, sia anche con un progetto, non così una maniera un po' spontanea, perché ormai questi anni in cui noi viviamo qui anche come mediatore culturale noi abbiamo una storia e abbiamo insegnato all'Italia come fare la mediazione culturale. Ecco, io ringrazio Abdallah Khezragi. Intanto, direttore, la situazione, gli ultimi episodi hanno riacceso il dibattito politico in città, in particolare appunto sulla zona rossa in scadenza e sull'utilità della zona rossa. Sentiamo quindi le interviste che abbiamo raccolto, dopodiché restituisco la linea allo studio. Treviso non è Milano, Treviso non è Roma. Treviso peraltro è una città in cui questo fenomeno criminale, che ormai denunciamo da anni e lo denunciava anche Conte nel 2016 e nel 2017, è un fenomeno che si concentra in 300 metri di strada da via Roma a piazza Borsa, passando poi per i giardinetti, via Zorzetto. Quindi si tratta di un fazzoletto di terra dove evidentemente chi ha la responsabilità non riesce a estirpare e a definire il fenomeno. Episodi di violenza, disordini in via Roma, zona rossa, scuotono la politica trevigiana e le reazioni continuano. Parla da esponente di Fratelli d'Italia, ma anche da residente, l'avvocato Fabio Crea, in aperto scontro con il sindaco Mario Conte in materia di sicurezza. Affermare che non c'è certezza della pena e quindi si verificano questi fenomeni è sbagliato, è un'altra scusa per dare la responsabilità a qualcun altro. Bisogna fare in modo che non si verifichino questi episodi, perché la certezza della pena eventualmente interviene su reati che prevedono il carcere quando questi si realizzano, ma il compito dell'amministrazione comunale principalmente è quella di evitare che si verifichino questi fenomeni. Il consigliere comunale dei Meloniani Davide Acampora si associa pubblicamente alle parole di Crea. La zona rossa, dice, rischia di diventare più una misura curativa che preventiva e perdere di senso rimanendo sulla carta. Serve un secondo step, servono presidi fissi nei punti più delicati della città, includendo anche via Zorzetto e via Collalto. In tema di presidi fissi interviene, ma in un'altra direzione, l'esponente di Coalizione Civica Luigi Calesso. Ma c'è da chiedersi anche che fine ha fatto il presidio fisso ripetutamente promesso dal sindaco in via Roma. Non si tratta di una misura a cui io sia particolarmente favorevole, perché ritengo che questa forma di militarizzazione del territorio, dei luoghi, degli spazi della città non debba necessariamente portare a risultati positivi, ma è il sindaco che deve rispondere ai suoi elettori e a tutti i cittadini rispetto a una promessa che ha fatto anni fa e che non si è ancora concretizzata.
Servizio di Rina Paronetto, oggi ci sono in regia Edoardo Paris e Andrea Basso. Vediamo una notizia dal Corriere della Sera: gesto vandalico contro la sede triveneta di Futuro Nazionale a pochi giorni dalla inaugurazione, uova, escrementi ed offese. Valdegamberi, che stasera sarà Focus, dice un insulto per tutti. A dare la notizia proprio il consigliere regionale, che lancia anche una proposta: se vi fate avanti organizziamo un incontro, non vi denunciamo. Ecco, vedete cosa hanno trovato davanti alla sede del partito del generale Roberto Vannacci. Adesso voltiamo pagina e andiamo a Chioggia da Filippo Fois, perché oggi c'è uno sciopero dei pescatori, protestano contro il governo, si sentono presi in giro con i prezzi del gasolio alle stelle e i fondi dei crediti d'imposta che non sono ancora arrivati. A te, Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Vi presento Marco Spinadini, che è uno dei portavoce di questa protesta che è cominciata oggi. C'è stata un'assemblea questa mattina e proseguirà anche nei prossimi giorni. Sì, in realtà il primo incontro è stato venerdì. Venerdì si è deciso di fermarsi questa settimana. Senta, il prezzo del gasolio è schizzato alle stelle, voi ce l'avete più che altro con la burocrazia, perché ci sono stati dei fondi che erano stati promessi ma ancora non sono arrivati. Sì, noi già più o meno a metà marzo avevamo avuto questo provvedimento da parte del governo che aveva capito le difficoltà del settore. E noi abbiamo imprese molto energivore, consumiamo veramente molto gasolio e incide moltissimo sui costi dell'impresa. E avevamo avuto questo credito d'imposta, secondo me, ideale per riuscire a stare all'interno del mercato e sostenere i costi. Purtroppo ad oggi, ed è motivo di questa agitazione che faremo durante la settimana, perché noi a 1,20 € non riusciamo a... Anche perché eravate partiti da quanto prima che cominciasse questa crisi? Eravamo a 78 centesimi. Per cui abbiamo quasi raddoppiato. Sì, abbiamo fatto anche punte da 1,28, 1,32. Allora, raggiungiamo anche i suoi colleghi. Intanto diciamo una cosa, che parliamo intanto di quella che è la buona notizia, cioè voi avete ottenuto a tempo abbastanza rapido anche un incontro con un sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura. Sì, noi mercoledì siamo convocati dal sottosegretario La Pietra, siamo molto soddisfatti della sensibilità che il sottosegretario ha dimostrato per il nostro settore. Devo dire che con noi è sempre stato molto, molto disponibile e questa è la riprova. Andremo a Roma e parleremo con il Ministero, cercheremo di capire se è possibile velocizzare questa cosa del credito d'imposta piuttosto che allungare questo credito anche per il mese di giugno. Allora, sentiamo un pochino di voci. Quanto si può andare avanti senza questi fondi? Quanto si può andare avanti senza questi fondi che vi hanno promesso? Non andiamo più avanti, è fatica, veramente fatica. In quanti siete? Ricordiamo che è la marineria più grande d'Italia, questa più di Mazara del Vallo. In quanti siete che lavorate? Sono 155 aziende, 160 aziende, perché ogni barco è un'azienda. Naturalmente abbiamo il problema che siamo quasi 1000 marinai. L'indotto è di 1000 persone. Diciamo l'indotto più le famiglie più le famiglie e l'indotto che lavora dietro. Il problema è questo. Voi tra l'altro spendete parecchio di gasolio anche perché vi recate a pescare molto lontano dalla costa. Sì, esatto. Quindi quanto andate in mare aperto, in mare adriatico? Dipende sempre da dove troviamo il banco di pesce, cioè può essere 20.000, 30.000, 40.000, anche 50.000 qualche volta che andiamo, e quindi i consumi che abbiamo sono abbastanza importanti. Siamo partiti, come ho detto, a 75 € il gasolio prima della guerra, e subito dopo, la settimana dopo, avevamo il gasolio numero 35, quasi il doppio, e quindi le spese sono tante. Prima si poteva anche magari un po' tirare avanti perché il prezzo del pesce teneva, ma dopo sappiamo come il prezzo del pesce, quando che va a un certo livello, dopo le massaie non compro più niente, e hanno pienamente ragione, le spese le abbiamo tutte e quindi le buste paga sono quelle che sono, le pensioni sono quelle che sono, è tutto un retroscena che si ritorce dopo a noi pescatori che andiamo a lavorare. Per quello che riguarda voi nello specifico col granchio blu non avete problemi, perché voi andate 40 miglia dalla costa? Il nostro assessore alla pesca, quello con la maglia blu, è l'assessore che è arrivato in ritardo. È l'assessore comunale? Sì, è solo comunale. Allora andiamo a conoscere l'assessore comunale di Chioggia. Eccoci, buongiorno, siamo in diretta. Salve assessore, piacere. Senta, qui c'è molta preoccupazione perché è quasi raddoppiato il prezzo del gasolio.
Sì, è un problema che noi sappiamo benissimo, il prezzo del gasolio. Noi ci siamo già attivati sia con i nostri senatori di riferimento e soprattutto anche con il Ministero. So che hanno già convocato una riunione per mercoledì, quindi la filiera funziona. È un problema serio, è un problema non solo della marineria di Chioggia, di tutte le marinerie d'Italia. Noi come amministrazione comunale siamo molto vicini ai pescatori e nel nostro piccolo cerchiamo di avere la filiera istituzionale per avere una risposta diretta. Certo. Il credito d'imposta c'è, è stato emanato, di burocrazia. è stato emanato 3 giorni dopo il problema. Noi speriamo nel prossimo Consiglio dei Ministri venga anche sviluppato anche per le mensilità di giugno, perché è un problema reale, non necessario. Grazie Prego. Assessore. Noi per ora restituiamo la linea allo studio. Grazie molte a Filippo Foisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo con la nostra regia un titolo del giornale di Vicenza, una notizia pubblicata poco fa: un bimbo che rischia di morire in aereo, 2 infermieri vicentini gli hanno salvato la vita. Una bella storia su cui torneremo senz'altro anche con il nostro TG di Vicenza. E restiamo a Vicenza però sempre con la questione della sicurezza, dalla zona rossa che era stata istituita e rinnovata in alcune aree alle zone a vigilanza rafforzata, aree critiche che consentiranno un potenziamento costante dei controlli e rappresentano uno strumento per la sicurezza dei cittadini. Vediamo. Saranno zone a vigilanza rafforzata, cioè aree individuate come critiche e da tenere costantemente sotto controllo. Non si tratta di zone rosse che rappresentano un provvedimento emergenziale, ha spiegato il prefetto di Vicenza, ma zone considerate più a rischio, individuate, mappate e soggette ad un monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine. Cosa sono invece le zone a vigilanza rafforzata? Sono una sorta di pianificazione, di zonizzazione dell'attività di polizia. Come un piano regolatore prevede che c'è un'area industriale e un'area artigianale e una residenziale, allo stesso modo noi abbiamo individuato sulla mappa delle aree da tenere costantemente sotto maggior controllo. Ecco, queste aree si chiamano aree a vigilanza rafforzata. Le norme sono simili più o meno a quelle delle zone rosse, ma naturalmente con un approccio meno emergenziale e più a lungo termine. Ogni 6 mesi saranno aggiornate e rinnovate per un periodo massimo di 18 mesi in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, o cambiate a seconda degli obiettivi raggiunti in termini di sicurezza. Saranno quindi dinamiche e commisurate all'esigenza sul territorio, strumento introdotto a livello nazionale dal governo. E le zone a vigilanza rafforzate vanno commisurate a quelli che sono i problemi dei vari quartieri, che possono modificarsi col tempo. È chiaro che tutto questo però ha un senso se insieme all'attività di controllo, di polizia, nasce anche un'attività di recupero. Attività che non è per nulla facile e che insieme con il Comune e con la provincia per altri versi stiamo cercando di attivare. Servizio di Luisa Bertini. Adesso andiamo a Belluno perché una notte dello scorso marzo un uomo egiziano di 46 anni era stato brutalmente picchiato da un gruppo di giovani. Oggi conferenza stampa, ci aggiorna su questo Tiziana Bolognani. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Allora sì, la conferenza stampa si è conclusa da poco. Il questore Roberto Della Rocca ha subito detto che questo episodio non deve essere definito una bravata, perché è stata una violentissima aggressione da parte di un gruppetto di ragazzi tra i 17 e i 20 anni, tutti bellunesi, famiglie normalissime, ai danni di un egiziano di 46 anni che i ragazzi incontrano attorno alle 3 di notte in Piazza dei Martiri. Siamo a cavallo tra un sabato e una domenica. Si trovano davanti a una tabaccheria. Le telecamere di sorveglianza della piazza riprendono questa scena, che però degenera in pochi minuti per motivi sconosciuti. I ragazzi iniziano a spingere e aggredire l'uomo, che scappa più volte. Loro si riavvicinano, lo aggrediscono nuovamente. Il 46enne riesce ad arrivare in via Loreto, distanze da quel luogo una decina di metri, non di più, poche decine di metri, non di più. L'uomo però oramai sfinito cade a terra e lì viene sommerso di calci alla testa e di pugni. Le sue richieste di aiuto vengono udite da un passante che arriva, si precipita e mette in fuga il gruppo, chiama la volante e l'ambulanza del SUEM che carica il 46enne, lo porta al pronto soccorso, gli vengono diagnosticate lesioni al volto, alla testa e in ogni parte del corpo, fortunatamente non gravi, ed è stato veramente un miracolo. Le indagini scattano immediatamente e si scontrano con un muro di omertà.
L'aggressione, come oramai siamo abituati da quando c'è l'avvento non solo dei telefonini ma anche dei social, l'aggressione di questi giovani viene ripresa anche, si riprendono e il video viene diffuso su WhatsApp, tutti vedono quel video, nessuno parla salvo un giovane che però, ricevute le immagini, non si gira dall'altra parte. Per questo fatto gravissimo accaduto, come vi dicevo, lo scorso marzo, le indagini sono in corso, squadra mobile volante hanno individuato i ragazzi, 4 maggiorenni e 2 minorenni. Le procure interessate perciò sono quella dei minori di Venezia e quella ordinaria di Belluno. A vario titolo tutti sono accusati di lesioni aggravate in concorso e nei prossimi giorni scatteranno anche le misure di daspo urbano disposte dal questore della Rocca, che ha detto c'è assoluta mancanza di consapevolezza che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, che insomma non finisce tutto a tarallucci e vino e non ci si può giustificare dietro semplicemente a una bevuta. Si lavora perciò sulla prevenzione per evitare un'escalation di violenza che in provincia di Belluno fino a poco tempo fa era davvero sconosciuta. Perché? Perché, dice il questore, le montagne finora hanno tenuto ai margini della cronaca questi episodi e non ci si può permettere di vedere o rivedere immagini di questo genere che sono davvero sconvolgenti. Ho mandato in redazione il video ufficiale della Polizia di Stato, che praticamente è il video che i ragazzi hanno condiviso su WhatsApp, e da quel video si vedono sia la violenza ma anche la totale assenza di consapevolezza dei ragazzi, che ridono pure mentre questo povero uomo viene letteralmente massacrato pur a terra, dolorante, richiedente aiuto. Direttore. Bolognani, che è la responsabile della nostra redazione bellunese. Adesso voltiamo di nuovo pagina, vediamo i danni delle intense precipitazioni causati soprattutto all'agricoltura. Andiamo in diretta a Povegliano da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, ti faccio vedere che cosa rimane ancora, nonostante sia quasi passata una giornata dalla tempestata che è arrivata ieri pomeriggio qui a Povegliano, ma anche ad Arcade e anche a Volpago del Montello. Sono con Amedeo Tononi, che è un frutticoltore, e questa è la sua area. Come vedete alle nostre spalle abbiamo la copertura con le reti, che gli ha permesso di avere una, diciamo così, perdita relativa, però non so se si vede ancora, il ghiaccio, la grandine è ancora presente e sta lentamente sciogliendo, quindi è veramente stato un grosso problema. Mezz'ora di paura vera e propria. Sì, buongiorno a tutti quanti. Mezz'ora, 40 minuti di una grandinata intensa, senza vento per fortuna, o con poco vento, che ha creato questi danni e quello che stiamo vedendo adesso. Qui la soluzione è mettersi la rete antigrandine, anche se poi ci saranno 5-6 mila euro solo di reti da rimettere a posto? Sì, diciamo che la stima del danno è ancora precoce, presto farla. Abbiamo avuto danni da qualche rete divelta, rotta veramente, e poi soprattutto si sono rotte le placchette di chiusura, quindi le giunture, quelle che tengono la rete, e quando si sono rotte hanno cominciato a rovinare completamente il prodotto. Qui parliamo, direttore, di kiwi giallo, e questa è una coltivazione davvero d'eccellenza, perché fa parte del circuito della Zespri, che è una multinazionale che quando è la stagione buona viene a raccogliere qui in Italia e in Europa, e poi invece quando la stagione non è buona torna in Nuova Zelanda per un prodotto che praticamente viene commercializzato in tutto il mondo e tutto l'anno, quindi diciamo prodotto di altissima qualità, che con tempestate così rischia veramente di essere compromesso se non viene guidato costantemente con protezioni del genere. Sì, abbiamo un danno soprattutto all'interno del filare, dove praticamente la grandine cade, il punto di caduta della grandine che ha sostanzialmente ammaccato i frutti. Quindi abbiamo un 30% sostanzialmente. Un 30-40% di danno interno, sì. Ecco. E questo per quanto riguarda chi aveva la rete. Chi non ha la rete, e penso abbiate visto le immagini, c'è la perdita del 100% ad esempio nel discorso dei seminativi. Qui l'orzo e il frumento l'ha trebbiato sostanzialmente la grandine. Stessa cosa per quanto riguarda il mais, le piante stavano crescendo, non avevano ancora fatto, diciamo così, il ciuffo come si dice in gergo, e sono già state falcidiate. E poi per ultimo
ultimo la vite, l'uva, e in quel caso lì alcuni addirittura dovranno procedere a una sorta di prepotatura per riuscire a salvare non questa annata che ormai è perduta, ma addirittura la prossima, perché altrimenti la vite, con diciamo così le fessurazioni determinate dalla grandinata, è seriamente compromessa nella produzione dell'anno, anche negli anni successivi. Insomma, grandi danni, qualcuno è assicurato, qualcun altro no, e quindi come sempre l'agricoltore alla fine si deve rimboccare le maniche e ricominciare da capo ogni volta. E con questo a te, direttore. Grazie molte Lucio, a te e al tuo ospite. Adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Edoardo Paris e Andrea Basso. State con noi, grazie. Torniamo subito. Di nuovo in diretta, non vedo il monitor per cui non mi vedevo, siamo di nuovo in diretta e saluto e ringrazio molto Daniele Pellicciardi, che è figlio dei coniugi che erano stati massacrati a Gorgo al Monticano. Ricorderete un fatto raccapricciante, e Daniele Pellicciardi da allora ha sempre contribuito ad aumentare il livello di sicurezza nella nostra regione, ha lanciato dei moniti ed è adesso stato eletto nel consiglio direttivo di un'associazione nazionale del controllo del vicinato. Grazie Pellicciardi, grazie per essere Grazie a lei. Allora, ricordiamo che questa è un'associazione che ha a livello nazionale, ecco, non locale. No, è un'associazione nazionale. Si chiama ACDV, Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, da non confondere col controllo di vicinato, che è un'altra associazione. Ah, ecco, sono due associazioni, sono due associazioni diverse, sì. Usano due loghi diversi, e è da precisare perché ogni tanto anche sui giornali si vede scritto controllo di vicinato, ma non fa parte della nostra associazione. Ecco, siete comunque sullo stesso versante, immagino, come attività? Sì, noi diciamo che l'associazione utilizza le famiglie, utilizza la persona, utilizza la popolazione per avere un controllo del proprio perimetro dell'abitazione. Viene messa all'interno di una chat, viene comunque formata, il referente, qui sono io un referente provinciale, viene formata la persona, viene formato il coordinatore, in maniera da poter essere messa dentro in questa chat, e se ci sono anomalie viene messa questa anomalia all'interno della chat e il coordinatore poi deciderà cosa fare, se avvisare i carabinieri o quant'altro. Guardi Pellicciardi, noi siamo sgomenti perché ogni giorno non facciamo che dare notizie di aggressioni all'interno delle abitazioni. Abbiamo intervistato proprio pochi minuti fa un signore, un imprenditore di Cassola, aggredito nella notte da due uomini armati e mascherati. Tra l'altro è riuscito a togliere il passamontagna a uno dei due, mettendosi ulteriormente a rischio. Che cosa secondo lei si può fare? Perché il controllo del vicinato è importante, ma a volte si vede sul territorio che non basta, no? Non basta e penso che non possa bastare questo può aiutare, può solo aiutare, insomma. Il fatto che io dico che il controllo del vicinato sono come delle molteplici telecamere all'interno della propria abitazione, dove ognuno vede, ognuno sente quello che sta succedendo di anomalo attorno alla propria abitazione, che conosce, insomma, meglio di lui non può conoscerla, ecco, il perimetro della propria abitazione. Ecco, e c'è collaborazione a suo giudizio, cioè i cittadini sono sufficientemente sensibili e informati sul fatto che l'unione fa la forza, no? Certo, l'unione fa la forza, più gruppi sono, non dico numerosi, ma come qualità, un buon gruppo di qualità bisogna formare, ecco, questo è il compito del referente provinciale e anche dei coordinatori una volta formati, di creare dei gruppi ben consolidati che sappiano cosa fare e come comportarsi all'interno della chat. Ecco, senta, stasera avremo a Focus un collegamento con Luca Castellini di Forza Nuova. Loro fanno passeggiate nel centro, ma suscitando anche polemiche politiche, ovviamente. Sì, perché questo non è fatta dal controllo del vicinato, non fa passeggiate. Ecco, esatto, no? Cioè, una volta c'erano le ronde, insomma, però ecco, sono tutte iniziative di cittadini che autonomamente cercano di aumentare il livello di sicurezza. Si dice spesso, anche credo giustamente,
la sicurezza dovrebbe aspettare allo Stato, ma il problema è che lo Stato evidentemente non riesce ad arginare questo fenomeno. E diciamo che non è possibile avere un poliziotto per ogni casa, ecco, questo è una cosa impossibile. Siamo noi, titolari, proprietari della nostra abitazione, a dover controllare il nostro perimetro e se c'è qualcosa che non va, di avvisare appunto all'interno di questa chat che viene formata. Ecco che l'unica cosa che possiamo fare è quella. Sì, si chiede per esempio da più parti, come in altri paesi, che c'è un controllo per esempio di macchine della Polizia dei Carabinieri che girino nelle zone più colpite, no? Questo in effetti negli Stati Uniti succede, però ovviamente in rapporto ai mezzi che sono stati messi a disposizione, cioè uomini e mezzi che qui evidentemente mancano. Qua manca, sì, perché comunque noi dobbiamo pensare che alla sera c'è una macchina dei Carabinieri che parte da Conegliano ma fino giù a Cessalto, è un po' poco, diciamo, no? E anche loro fanno quello che possono. È chiaro che è tantissimi anni che si chiede più presenza nel territorio, però questo è quello che abbiamo e dobbiamo appunto creare questa associazione. Cerca di far sì che torni come una volta, insomma, torni come una volta a conoscere chi è il proprio vicino e le proprie abitudini. Non c'è dubbio. E qui c'è l'altra questione, che è quella della presenza sul territorio di bande di stranieri, no? Perché noi abbiamo visto che i fatti, lo vediamo tutti i giorni, è inutile poi attribuire patenti di razzismo, xenofobia, no, statisticamente i colpi messi a segno nelle abitazioni sono messi a segno da soprattutto bande di predoni dell'est. Poi ci sono anche gli italiani che fanno la loro parte, ma quelle più cruente, come per esempio quella di Arcugnano nella villa dell'ex senatore Alberto Filippi, è stata messa a segno da una banda chiaramente venuta da quelle parti, no? Purtroppo ne parliamo da 19 anni, quest'anno, insomma, e anche prima, da quando sono state aperte le frontiere. Si chiamano frontalisti, no? Nel senso che arrivano, fanno, poi ritornano al loro paese. E noi dobbiamo armarci di quello che possiamo, insomma, di quello che possiamo fare. L'associazione mette in campo questa cosa, che è una cosa comunque coordinata dalla prefettura, per cui carabinieri e prefettura sanno di questa associazione e si cerca di collaborare, è una buona collaborazione. Ecco, in pratica come parte, diciamo, l'azione dell'associazione per quanto riguarda le province, no? Qual è l'inizio? Nomina del coordinatore e poi... No, l'inizio è che un comune vuole far parte, appunto, vuole la collaborazione dell'associazione. Il comune si informa attraverso il sito, c'è un sito dove ci sono tutte le informazioni su cosa fare. Ecco, citiamo il sito, come si chiama? Il sito si chiama ACDV. ACDV, ecco. ACDV, all'interno del sito c'è scritto quello che bisogna fare per collaborare con l'associazione e poi si prenderanno ecco, quello esatto. Eccolo qui, Associazione Controllo, Zona Controllo del Vicinato, la prima associazione ad aver portato in Italia un progetto di sicurezza partecipato, no? Gruppi di controllo del vicinato. È un bel sito, molto chiaro. Sì, è molto chiaro, ci sono anche delle spiegazioni, c'è anche un piccolo filmato che spiega appunto cosa bisogna fare. Poi tutti i gruppi locali. Esatto, poi c'è la registrazione dei gruppi, vede che ogni regione ha i suoi gruppi che vengono registrati sul sito in maniera da sapere quanta gente è con questa associazione. Ecco, quindi vediamo per esempio 561 comuni, 3.104 gruppi, 87.219 famiglie. È un bel gruppo. Diciamo che appunto quello che manca qua in provincia di Treviso purtroppo sono le registrazioni dei gruppi, che adesso insomma cercheremo di arrivare anche a una completa registrazione di tutti i gruppi esistenti. Ecco, intanto vediamo dei numeri importanti. In Veneto 82 comuni, 511 gruppi, 15.444 famiglie, davvero... Sì, ce ne sono un po' di più di reali, diciamo, sì. Che manca solo da finire la parte burocratica, la documentazione, insomma. L'aggiornamento del sito. Esatto. Vedete poi Belluno, Padova, Treviso, Roviga, con tutti i comuni
Venezia, Verona, con tutti i comuni annessi, insomma davvero un'operazione Vicenza, sede legale, ecco, per chi volesse rivolgersi a voi, insomma ACDV è il nome del sito, vedete qua sotto, ACDV, poi ovviamente per la segreteria via mail potete rivolgervi. La sede nazionale è a Saronno, no? Saronno, esatto. quindi in Lombardia, insomma ci si augura, Pellicciardi, che questo vostro grosso contributo possa servire, insomma, alla causa di chi ritiene che sia veramente inaccettabile che in questo territorio, per tornare ai furti nelle abitazioni, ci siano incursioni nelle case di privati cittadini che, come abbiamo visto anche oggi, poi vengono anche aggrediti e pestati brutalmente, no? Poi lei ha subito un trauma davvero tremendo e tutti ricordano quanto accadde quella notte. E come i responsabili, poi ricordiamo, erano stati sono stati individuati, sì. Uno, il più giovane, diciamo che sarà anche uscito, ma ormai quello che è stato, nessuno più torna indietro nel tempo. Daniele Pellicciardi, grazie molte per essere stato grazie a lei per avermi con noi, invitato. Noi siamo dalla sua parte a sostegno dell'associazione che rappresenta qui in Veneto, perché tutti devono dare, e proprio deve passare il messaggio che quando ci sono movimenti sospetti, persone in zona che non voltarsi dall'altra parte, ecco, questo cercare di essere un po' più partecipi anche per il proprio perimetro, per il proprio abitazione, per il proprio condominio, quartiere, quello che è, insomma. Cercare di essere, di non, come si dice, non fregarsene di quello che succede dall'altra parte della strada. Fondamentale, importantissimo. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a Daniele Pellicciardi. Andiamo di nuovo in pubblicità con la nostra regia, torniamo tra un paio di minuti. Pagina degli incidenti stradali, un motociclista di 51 anni di Mestre, Massimo Pangallo, ha perso la vita tra le 19:30 e le 20 di ieri a poca distanza dal casinò di Canoghera sul tratto dopo la casa da gioco in direzione di Jesolo. Sul posto per i soccorsi è giunta un'ambulanza che però non ha potuto far altro che constatarne la morte. Il tratto di strada è stato isolato dagli agenti del reparto della Polizia Locale di Venezia per iniziare i rilievi e la ricostruzione dei fatti. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, ma la dinamica è tuttora al vaglio degli inquirenti. La causa del drammatico incidente potrebbe essere un sorpasso da accertare con immagini, misurazioni e testimonianze. Sul tratto della statale si sono registrati rallentamenti e la viabilità è stata gestita dai vigili. Pangallo abitava alla Gazzera e lavorava come fotografo ad Oriago. E 5 gli incidenti nelle ultime ore, alcuni quasi in contemporanea, la maggior parte nell'Alta Padovana, numerosi feriti, uno in gravi condizioni. Raffica di incidenti in poche ore nel Padovano, quasi tutti nell'Alta, il più grave in via Principessa Iolanda a Grantorto, che ha visto coinvolte 2 auto e 7 persone, 4 i feriti, 1 in pericolo di vita. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, che ha estratto dall'auto un passeggero, poi affidato alle cure del personale del 118 insieme ad altre 4 persone. Le operazioni sono durate un'ora, sul posto anche le forze dell'ordine per gestire la viabilità, rimasta bloccata per ore. A ricostruire la dinamica i carabinieri di Carmignano, infatti, coinvolti una Fiat Punto guidata da un bosniaco 32enne che aveva al suo fianco la moglie di 23 anni, ora in ospedale, e un cugino 23enne di Vicenza, ricoverato a Padova in pericolo di vita. L'altra auto coinvolta è una Mercedes guidata da un moldavo di 25 anni che non è rimasto ferito e che a bordo aveva 3 passeggere di 25, 20 e 17 anni rimaste ferite.
Le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente e una delle due si è anche ribaltata. Incidenti anche a Villanova di Camposampiero, con 4 feriti non gravi, coinvolte 4 auto, di cui una è finita ribaltata nel fossato e una sarebbe fuggita. Un incidente nato dal contatto tra le fiancate di 2 autovetture che si sono incrociate lungo una strada stretta. Sul posto carabinieri e pompieri. A Trebaseleghe invece scontro frontale tra 2 auto, una è finita nel fosso, 4 le persone a bordo. Incidente senza feriti a Camposampiero, in via Straelle, e scontro tra una macchina e un furgone ad Anguillara Veneta. I vigili del fuoco di Rovigo hanno estratto i 2 conducenti, rimasti incastrati, e il bilancio è di 4 feriti non gravi. Grande successo per la Monselice in rosa, però anche qui ci sono stati incidenti con le cadute che hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino. 3 gli interventi del soccorso alpino di Padova durante la gara di mountain bike Monselice in rosa, che si è svolta tra la città della Rocca e i Colli Euganei. 2 le cadute che hanno coinvolto altrettanti ciclisti, con conseguenti trauma cranico alla spalla e contusione. Assistiti da un'infermiera del pronto soccorso alpino, sono poi stati trasportati in ambulanza in ospedale. Più grave, invece, il terzo incidente all'altezza del Monte Fasolo, che ha richiesto l'intervento dell'equipe medica e dell'elicottero del SUAM 118 per trasportare il ciclista all'ospedale di Padova. Servizio di Francesco Rattai è uscito di strada con la moto ed è finito nel fiume Bacchiglione, salvato dai vigili del fuoco un uomo di 53 anni. Aggrappato alla riva del Bacchiglione nel buio della notte, nella speranza che qualcuno lo salvasse dopo essere finito nel fiume con la sua moto. È l'incubo vissuto ieri sera a Ponte San Nicolò da un uomo di 53 anni, uscito autonomamente di strada mentre percorreva l'argine in moto, finendo nelle acque del Bacchiglione. L'allarme è scattato intorno alle 22:40 in via Marchioro. A individuarlo sono stati i vigili del fuoco di Padova e i sommozzatori arrivati da Venezia. Il Centauro era in acqua, aggrappato alla riva in una zona impervia e ricca di vegetazione. Il recupero si è rivelato infatti particolarmente complesso a causa del terreno scosceso e del buio. I soccorritori, per salvarlo, hanno utilizzato tecniche speleo-alpino-fluviali e corde di sicurezza, dopo aver creato un varco tra la vegetazione. Una volta raggiunto, il 53enne è stato immobilizzato su una barella e affidato cosciente alle cure del SUAM 118. Sul posto anche i carabinieri di Ponte San Nicolò per tutti i rilievi del caso. Una tragedia scampata ad Altavilla Vicentina, dove un bimbo di 1 anno è rimasto chiuso in auto sotto il sole cocente. Provvidenziale il pronto intervento di 2 carabinieri che hanno permesso il lieto fine della vicenda. La foto del lieto fine con tutti i protagonisti della vicenda, che poteva invece avere un esito drammatico in via Firenze ad Altavilla Vicentina. Protagonista è il bimbo di circa 1 anno che per una serie di circostanze sfortunate era rimasto intrappolato nell'auto dei genitori sotto il sole rovente. La nonna con cui viaggiava il piccolo, dopo aver parcheggiato il mezzo, stava per far scendere il nipotino a cui aveva lasciato il telecomando della vettura. Il bimbo, dopo aver premuto alcuni tasti e inserito il blocco delle serrature, aveva fatto cadere sul pianale il telecomando, rendendo di fatto impossibile l'apertura del mezzo. Immediato è scattato l'allarme e provvidenziale la presenza di una gazzella dei carabinieri di Brendola che si trovava nelle immediate vicinanze. I 2 militari dell'equipaggio, in attesa dell'arrivo dei pompieri con l'attrezzatura adeguata, hanno fatto tutto il possibile per tentare di arieggiare il veicolo, pronti a spaccare il lunotto in caso di segni evidenti di malore del piccolo. La fessura nel finestrino, provocata dagli uomini dell'Arma, è stata infatti provvidenziale per i vigili del fuoco, che hanno immediatamente sbloccato la portiera, salvando la vita al piccolo, che è stato infine affidato all'abbraccio dei genitori, comprensibilmente scossi per l'accaduto, ma riconoscenti ai militari per l'assistenza ricevuta, che ha permesso il lieto fine della vicenda. Il servizio era di Daniele Garbin. Vediamo una protesta dei cittadini del quartiere San Giuseppe che sono contrari all'avvio di un progetto di sostegno e recupero per adolescenti difficili nella scuola primaria. Si poteva fare altrove, quello che stanno dicendo. Il progetto, ripeto, è bellissimo, però non qua.
un bambino di 6-7 anni ha diritto di stare con un bambino di 6-7 anni, non di 16-17 anni, questo che è stato comunicato. Poi il modo, le tempistiche. Io lavoro in un'impresa edile, mai visto lavori in una scuola mentre i bambini vanno a scuola. Cioè loro dicono che durante l'anno ci saranno anche i lavori. Poi la scuola sarà divisa, i spazi che sono piccoli. La nostra è una piccolissima scuola, sì, però l'anno prossimo raddoppieranno i classi. Ma la cosa più preoccupante è questa zona classificata rossa, è proprio il posto adatto? Sono in sintesi queste le considerazioni che condividono i cittadini che si sono radunati nel quartiere San Giuseppe, oltre un centinaio tra genitori, insegnanti e residenti che hanno espresso perplessità sull'ubicazione del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro per creare spazi multifunzionali dedicati alla prevenzione del disagio giovanile e all'inclusione di adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. In città esisterebbero valide alternative, secondo le minoranze in Consiglio Comunale. In primis la centrale del latte, che noi riteniamo la sede più opportuna per come è strutturata la sede stessa. Accanto c'è anche l'ufficio dell'USL dal punto di vista sanitario, e non capiamo perché sono state escluse da questo ragionamento e portato invece questa attenzione in un quartiere, come l'ha appena detto il signore prima, un quartiere rosso. Qui c'è una fase di degrado importante, spacciano fino a oggi stesso. Nessuna contrarietà al progetto dunque, che mira a contrastare l'abbandono scolastico e il disagio giovanile. Il tema non è contro la realizzazione di luoghi sicuri per ragazzi difficili. Aiutare i ragazzi ci mancherebbe altro, ben venga, ma ci sono modalità e modi per comunicare sia alla scuola che al quartiere. Abbiamo voluto lanciare una raccolta firme proprio per chiedere all'amministrazione comunale di individuare un altro spazio e non questo. Chiederemo un dibattito in Consiglio Comunale dove, ripeto, assessori e sindaco dovranno dare risposte a quei genitori, a quei residenti e al territorio che ad oggi si è visto solo caricare dall'alto un progetto come questo. Allora, vediamo intanto una notizia dal giornale di Vicenza, importante perché Claudio Baglioni ha posticipato il concerto a Marostica per una polmonite. La data slitta di un anno, l'artista sarà sul palco di Marostica il 3 luglio del 27. In cartellone, tra gli altri, ci sono Mannoia e Carboni, Negramaro e Gabbani e 2 concerti verso il tutto esaurito di Birn e Il Volo. E adesso parliamo del concorso di Miss Mondo, partecipano tante ragazze italiane, c'è anche una ragazza veneziana di 16 anni che si chiama Atena Canziani. Buongiorno Atena. Mi sente? Buongiorno a tutti. Buongiorno, ecco, la vediamo e la sentiamo. Ottimo il collegamento. Allora ci racconta un po', questo è il concorso di Miss Mondo e lei partecipa, quando inizierà il concorso? Allora, il concorso di Miss Mondo Italia inizierà il 3 giugno fino al 15 giugno e i primi 3 giorni ci saranno una prima selezione dove 25 ragazze passeranno mentre tutte le altre torneranno a casa. E quindi diciamo una selezione molto dura, no? Lei diciamo che aspettative ha per quanto riguarda appunto la vittoria, no? Perché quante sono le concorrenti? Le concorrenti in tutto siamo 85 che ci stiamo cercando di far votare presso tutti gli amici e tutti. E le mie aspettative diciamo che sono abbastanza alte e sono molto felice, so che sarà molto dura e questo. Ecco, si può votare attraverso un sito con cui si possono dare diciamo delle preferenze, ma poi in pratica dove si svolge il concorso, no? Perché poi dovrete evidentemente passare sotto la lente dei giudici della giuria, dove dovete recarvi? Saremo tutte in Puglia, a Gallipoli, tutte in Puglia. A Gallipoli, che è una splendida località sul mare, quindi sarà lì e dovete fare passerelle e poi soprattutto anche raccontare la vostra storia, la vostra vita. Lei è di Venezia e
sostanza a Venezia poi si svolgono tanti concorsi, sono concorsi in cui si giudica l'aspetto fisico ma anche l'aspetto, diciamo, quello delle conoscenze. Che cosa vorrebbe fare poi in futuro? Cioè, qual è il suo sogno? Lavorare nella moda, in televisione? Dove? Allora, a me affascina tantissimo la moda, mi piacerebbe molto mettermi in pratica su quell'ambiente, so che però è molto dura e serve tantissima disciplina. E sulla moda mi affascina tantissimo esprimere l'arte degli artisti attraverso le passerelle e attraverso la fotografia, però onestamente non saprei scegliere, infatti sto seguendo questo percorso anche per capire quale delle due sia più adatta alla mia personalità. Bene, Atena, un'ultima domanda. Da dove viene il nome Atena? Come mai i suoi genitori le hanno dato questo nome che è piuttosto insolito, no? Anche se molto bello. Grazie mille. No, in realtà i miei l'hanno sentito in spiaggia, si sono innamorati di questo nome e hanno deciso di donarmi questo piacere. Bene, allora in bocca al lupo per il concorso di Miss Mondo, poi seguiremo appunto lei e altre concorrenti che parteciperanno. Grazie molte. Grazie mille. Buona giornata. Chi vuole votarla deve andare su quale sito? Se qualcuno volesse votarla, dove bisogna andare? Allora, quello più semplice è andare su Instagram, cercare Miss Mondo Italia, andare sulla storia e apparirà un link con scritto "Vota la tua Miss preferita". Entrate, schiacciate la Miss del Web by Agricola e votate. Bene, in bocca al lupo, grazie. Grazie Atena mille. Canziani. Grazie, vediamo, passiamo allo sport, grande festa a Roncade per la partenza della seconda tappa del Giro d'Italia Women, dalla Marca a Caorle, sport e festa, a vincere la tappa ancora Elisa Balsamo che conserva la maglia rosa. 5, 4, 3, 2, 1, parte la seconda tappa del Giro d'Italia Women by Italian Trade Agency da Roncade a Caorle per 156 km. È partita da Roncade la seconda tappa del Giro d'Italia Women, 156 km che dalla cittadina trevigiana hanno portato le atlete fino a Caorle, attraversando la Marca ed il Veneto orientale, con passaggio sul muro di Cadelpoggio, la celebre salita trevigiana che torna a vivere ad appena 3 giorni dal passaggio del Giro maschile la festa, stavolta con il Gran Premio della Montagna dell'edizione Women. Maglia rosa allo start per Elisa Balsamo dopo la clamorosa esclusione di Lorenza Wibes per bici non conforme. Io vorrei un applauso speciale ad Elisa Balsamo perché comunque essere leader della corsa di casa è sicuramente un'emozione particolare. Riflettori dunque puntati di nuovo sulla Marca con Roncade addobbata di rosa. Una grande emozione in questa fantastica giornata. Abbiamo accolto le atlete del Giro d'Italia Women assieme anche a tanti altri amministratori. Ci hanno fatto anche i complimenti per la grande accoglienza, ma questo è frutto di più di 2 mesi di lavoro e più di 300 volontari che hanno fatto sinergia, che hanno lavorato assieme e hanno creato questa fantastica giornata. Per Roncade è un grande momento per far conoscere all'Italia intera, ma non solo, le bellezze che abbiamo. Numerosi gli amministratori che hanno assistito alla partenza delle ragazze per una manifestazione sportiva che ha visto un grande impegno di promozione della Regione Veneto. Non c'è Giro d'Italia senza il Veneto naturalmente e penso che questo sia il miglior strumento di promozione del territorio, perché le visuali che fanno i ciclisti ma soprattutto chi li segue durante le dirette televisive di tutti i nostri territori penso che siano un'eccellenza della vera promozione che si può fare di un territorio speciale come il nostro. Vicepresidente del Consiglio regionale Luca Spavanetto, nel servizio di Marta Marangonna. Gli ospiti di questa sera a Focus saranno Corrado Callegari, Mirko Casteller, Luca Castellini, Gian Antonio Darè, Marco Della Pietra, Alberto Gava, Luciano Lincetto e Stefano Valdegamberi, per cui una puntata pirotecnica stasera a Focus. Grazie, arrivederci, ci vediamo stasera se lo vorrete. I nostri registi Andrea Basso e Edoardo Paris, buona giornata.